Buonasera a tutti e benvenuti insieme a noi in questa serata di testimonianze e riflessioni che come CISL Veneto vogliamo fare per avere un approfondimento da chi appunto opera direttamente, quotidianamente sulla rotta dei Balcani. E il titolo appunto di questa conferenza è L'inverno della solidarietà. Insieme a noi in questa serata di testimonianze e riflessioni che come CISL Veneto vogliamo fare. Scusatemi, riprendiamo. Allora, l'inverno della solidarietà. Bloccati dal gelo e dal rischio di contagio, alcune migliaia di migranti stanno cercando di sopravvivere al nord della Bosnia-Herzegovina. L'allarme è della Caritas internazionale, che parla di un disperato bisogno di adeguati alloggi, vestiti, cibo e assistenza medica. I migranti provengono dai paesi del Pakistan, dell'Afghanistan, Iraq, Iran e Siria, dove c'è guerra e miseria, e si adattano a dormire in vecchi edifici, auto abbandonate o addirittura all'aperto. Tra questi ci sono molte donne e molti bambini e la situazione in questa fase è aggravata anche dalle tensioni che stanno scoppiando giornalmente tra i migranti e le forze dell'ordine. Su questo abbiamo avuto un conforto anche da tutta la nostra organizzazione, perché ci siamo mossi immediatamente con una raccolta fondi per tentare di portare immediatamente quei generi di prima necessità importanti, però non basta. Vogliamo dare continuità a questo gesto di importante solidarietà che però deve trovare appunto continuità in tutti noi che ci dobbiamo far carico insieme di questa situazione. Io ringrazio di essere con noi stasera ai partecipanti a questa discussione e li presento subito Vincenzo Russo, presidente dell'ISCOS, che ha avviato una raccolta fondi ai Walk the Line, presidi di solidarietà lungo la rotta balcanica in favore della Croce Rossa di Biac per l'acquisto in loco e la distribuzione di beni di prima necessità e continua a portare avanti progetti che da anni l'ISCOS ha in questi territori. Ricordo a tutti noi che le priorità che caratterizzano l'azione dell'ISCOS sono la difesa della libertà sindacali e dei diritti umani, la lotta alle povertà e alle discriminazioni, il sostegno alle comunità colpite da catastrofi naturali e da guerre. Ringrazio e saluto di essere con noi l'europarlamentare del PD Veneto, Alessandra Moretti, una nostra amica che il 29 gennaio è stata con una delegazione con i colleghi Benifei, Bartolo e Maiorino in missione proprio in Croazia e Bosnia per visitare i campi profughi e gli insediamenti informali delle frontiere dei due paesi, ma per verificare in particolar modo personalmente la situazione di emergenza inasprita dopo l'incendio del campo di Lipa. Per cui una testimonianza per noi molto importante, oltre che poi appunto il dirci anche come all'interno del Parlamento europeo si sta affrontando questa delicata situazione di emergenza. Poi abbiamo con noi anche Emanuele Pedersoli, che saluto e ringrazio, un giovane operatore della FIM di Vicenza, che si è attestato ovviamente la partecipazione al convoglio della CISL che è andata a portare i generi di prima necessità proprio alle frontiere tra Croazia e Bosnia. Nei giorni coincidenti, il 30 gennaio sono partiti, coincidenti pertanto a quando anche l'onorevole Moretti era presente, e per cui insomma che ha vissuto in prima persona anche tutte le difficoltà di raggiungere quei posti, oltre che poi ci racconterà appunto anche l'esperienza dell'approvvigionamento degli aiuti umanitari che non è scontato e facile. Abbiamo con noi, e li saluto e li ringrazio per dedicarci il loro tempo, anche Valentina Angotti e Riccardo Fernandez dell'associazione Non Name Kitchen, che è stata l'associazione sulla quale noi ci siamo appoggiati
per avere l'aggancio per appunto far arrivare a destinazione gli aiuti che abbiamo raccolto col contributo delle categorie, dei singoli sindacalisti della CIS del Veneto, e che ringraziamo di essere qui appunto per raccontarci cosa vuol dire stare in prima linea quotidianamente e le necessità che oggi appunto sono più prioritarie delle altre. E alle conclusioni della nostra giornata naturalmente daremo la parola al nostro segretario generale della CISL Veneto, Gianfranco Refosco. Pertanto io darei subito la parola a te, Vincenzo Russo, per raccontarci appunto insomma, le tue riflessioni in merito al tema appunto dell'inverno della solidarietà nei Balcani. Grazie, grazie a tutti voi per questa opportunità e appunto per tenere alta l'attenzione su questo tema. E, appunto Cinzia ha introdotto la situazione dei profughi al confine tra la Bosnia e la Croazia. E alcuni ISCOS regionali appunto della rete dell'ISCOS da anni lavora con la società civile bosniaca in varie iniziative. E il legame con il mondo CISL rispetto a quei territori risale al periodo della guerra, del disfacimento della Jugoslavia, dell'accoglienza dei profughi, quindi ci sono dei legami che vanno avanti da anni. E la rotta balcanica, la migrazione lungo la rotta balcanica non è un fenomeno nuovo, no? E sono diversi anni che una rotta appunto seguita da migliaia di persone. E in questo inverno è ritornata l'attenzione della pubblica opinione per la durezza delle condizioni, della situazione di queste persone, che appunto in inverno abbiamo visto famiglie che erano sottoposte ad abusi da parte delle varie polizie di frontiera sui vari confini appunto lungo la rotta, per l'essere costrette a vivere in dei campi detti di accoglienza, ma di fatto dei campi detentivi, o nei boschi o in case abbandonate, in baracche di fortuna. E è una situazione che era insostenibile sia per loro che per le comunità del posto, ecco, le comunità che erano testimoni di questi passaggi. E c'è stata un'ampia mobilitazione della società civile italiana nel mondo delle ONG, della Foxiv, la Caritas, le ACLI, l'IPSIA, e anche il mondo CISL si è mosso in maniera rapida, da appunto l'esperienza della CISL del Veneto, che ha fatto un po' da apristrada, e poi le iniziative in Emilia Romagna, in Lombardia, in Toscana, nelle Marche, in Bolzano, in Trentino. Ecco, ci sono state varie, e ci sono ancora varie iniziative. E abbiamo cercato come ISCOS a livello nazionale di coordinare un po' questi sforzi, di cercare, ecco, di confrontarci, di ragionare insieme per amplificare il messaggio. E devo dire che appunto c'è la massima disponibilità da parte di tutti, anche la collaborazione con le altre organizzazioni. Stiamo davvero lavorando in squadra. E la nostra proposta era quella è duplice, quella di dare un gesto concreto di solidarietà e di sensibilizzare le persone iscritte al sindacato sul tema. Il gesto concreto è il sostegno alla Croce Rossa di Biac, che è una cittadina di circa 30-35 mila abitanti che che è vicino al campo di Lipa. Ecco, il campo di Lipa è in un posto isolato, su un altopiano, quasi fuori dal mondo. Diciamo, il centro cittadino più vicino è Biac. E la Croce Rossa locale è una piccola Croce Rossa che vive grazie al lavoro dei suoi volontari, e ha queste necessità di fornire dei pasti caldi, dare vestiti, sostegno psicosociale sia alle persone in transito che a quelle nel campo. E così, per darvi un'idea, loro ogni giorno hanno bisogno di circa 2000 euro per preparare i pasti, e al mese spendono circa 3500 euro per l'acqua, l'elettricità, il gas, il carburante.
Perché abbiamo scelto la raccolta fondi? Per due motivi. Il primo, logistico, perché essendo una campagna di livello nazionale, appunto non potevamo garantire il lavoro che fate voi in Veneto di selezione accurata del materiale, il controllo, perché appunto mandare materiale richiede molto lavoro di preparazione e una giusta preparazione, ecco, per non creare poi difficoltà a chi riceve questi aiuti. E poi perché speriamo, ecco, che con l'aiuto economico di dare anche un sostegno alle economie locali, a chi, ecco, a quelle comunità che hanno il carico di dover gestire questa situazione, che sono un po' schiacciate tra la chiusura delle frontiere europee e la pressione migratoria che arriva per fenomeni come guerre, carestie e persecuzioni. E poi l'altra cosa importante è quella di far conoscere la situazione, cioè iniziamo a domandarci perché si creano questi fenomeni, perché ci sono delle famiglie che sono disposte a rischiare tutto, anche a morire per entrare in Europa. E, ecco, il campo di accoglienza può essere una prima risposta, ma non ci basta, ecco, non immaginiamo un mondo ideale con dei campi perfetti, ecco, non è quella secondo noi la risposta definitiva, ci vogliono delle alternative. E vorremmo, ecco, vogliamo che non ci siano le violenze ai confini da parte delle polizie, che si ponga fine a questi abusi da parte delle polizie. Poi appunto Emanuele magari ci racconterà di quello che succede a chi cerca di passare le frontiere. E chiediamo anche che ci siano dei corridoi umanitari, delle vie sicure per entrare, almeno per le persone in situazioni più gravi, per chi fugge dalle guerre, dalle carestie. È un po' ecco il nostro sogno finale che un po' iniziamo a liberarci da questa paura dell'altro, del migrante, che iniziamo a vedere delle persone come dei portatori di culture nuove, di ricchezze, di crescita, e che non sia appunto più viste come unicamente come dei criminali che vogliono attentare ai nostri privilegi. Ecco, vogliamo che i diritti umani noi e come Europa siamo i primi al mondo, ecco, per i diritti umani ecco, che riusciamo a farli diventare dei diritti universali, che possano essere per tutte le persone, non un privilegio limitato a una piccola parte del mondo più ricca e con più risorse rispetto agli altri. E quindi ecco, io vi ringrazio ancora. La nostra campagna è in corso e noi appunto con la CISL del Veneto continuiamo a lavorare insieme e adesso stiamo appunto studiando i modi per continuare a lavorare insieme e anch'io adesso sono curioso ecco, di sentire le parole dei testimoni, ecco, di chi è stato sul campo e ha visto quello che è successo. Grazie. Grazie a te Vincenzo, continueremo appunto la nostra collaborazione auspicando che diventi proficua e utile alla causa in corso. Do pertanto la parola e la ringrazio ad Alessandra Moretti, onorevole del PD europarlamentare, che ci racconterà appunto la sua esperienza diretta e un'esperienza dura che ha vissuto, è stata anche in parte riportata dai giornali, e poi anche questa esperienza come intende appunto portarla all'interno del Parlamento europeo per far sì che diventi un elemento a favore di trovare appunto delle risposte che diano un segno appunto di primavera umanitaria in questa fase a questo popolo di migranti appunto che poi hanno paesi diversi ma lì sono uniti dalle stesse condizioni di disperazione. Onorevole Lei. Grazie Cinzia per questa presentazione, ringrazio molto anche Vincenzo Russo. Fatemi ringraziare però la CISL del Veneto e l'amico Gianfranco Refosco per aver voluto condividere con me e a molti amici anche questo momento di confronto e di testimonianza, ma anche di attività concreta
che viene svolta da migliaia di volontari organizzati e non in favore degli invisibili, li chiamo io, perché c'è una grande responsabilità anche delle istituzioni europee che troppo spesso voltano la faccia dall'altra parte, ma questo lo terrò per le mie conclusioni. Adesso, come giustamente ha ricordato Cinzia, io ho partecipato a questa missione insieme ad altri colleghi del Partito Democratico, eurodeputati, in Bosnia e Croazia. Volevamo cioè arrivare a raggiungere 3 obiettivi. Innanzitutto quello di conoscere le condizioni dei migranti nei campi dei rifugiati, verificare se effettivamente la polizia croata è e si macchia di respingimenti illegali, e poi volevamo anche verificare come vengono spese le risorse che l'Europa mette a disposizione dei paesi europei e non come la Bosnia. Bene, avevamo una documentazione molto dettagliata grazie al Centro Studi per la Pace, grazie all'Ombudsman, grazie a tutte le organizzazioni che voi avete citato, che hanno rilasciato, descritto attraverso report molto dettagliati di questi respingimenti illegali che avvengono nel confine tra appunto la Croazia e la Bosnia. Questi respingimenti da questi report avvengono attraverso l'uso della violenza, l'uso della forza nei confronti di rifugiati, migranti. Molti pushback hanno ad oggetto anche bambini, famiglie, donne, e in palese violazione con il diritto internazionale e la normativa europea. Molti migranti hanno testimoniato che questi respingimenti avvengono da parte della polizia croata, vengono spogliati gli effetti personali, privati dei pochi soldi che hanno con sé, vengono appunto spogliati anche delle scarpe e rimandati molto lontano rispetto a quel confine che, come diceva prima Vincenzo, tentano di superare decine e decine e decine di volte, perché l'Europa per loro rappresenta la salvezza, una speranza di vita. Bene, questi report testimoniavano anche testimonianze da parte della polizia croata, alcune testimonianze di poliziotti croati che confermavano la presenza di queste espulsioni collettive. A tutto ciò si aggiunge il fatto, da noi appunto testato, che tutti i controlli nei campi dei rifugiati, ma anche su quanto avviene lungo questa rotta, questo confine, avvengono da parte del solo Ministero per la Sicurezza e del solo Ministero degli Interni. Cioè nessun altro può accedere ai campi, nessun altro può verificare come vivono questi migranti all'interno di queste strutture. Tra l'altro le vittime di questi respingimenti illegali rappresentano la rotta dei rifugiati per eccellenza, perché sono persone che arrivano dall'Iraq, dall'Afghanistan, dalla Siria, cioè zone di guerra, zone di carestia. Hanno diritto quindi ad avere riconosciuto il diritto di asilo, un diritto sacrosanto che viene negato da un paese europeo come la Croazia, come l'Italia a volte, perché non possiamo esimerci nemmeno noi da responsabilità, e poi dalla Bosnia. Secondo l'UNICEF in Bosnia ed Erzegovina vivono circa 10.000 migranti, di cui 1.100 bambini in stato di bisogno. Si tratta appunto di rifugiati. Questi bambini, tra questi bambini ce ne sono 120-150 privi di genitori, sono i cosiddetti minori non accompagnati, che sono stati pensati, messi in strutture con uomini soli, quindi sono soggetti fortemente a rischio di abuso e di maltrattamento. Ci sono circa 100 minori non identificati che vivono non in strutture, diciamo, formali, ma vivono dentro la foresta,
nascosti in caseggiati abbandonati, in ex fabbriche abbandonate, in condizioni difficilissime al freddo e al gelo. Noi tra l'altro abbiamo avuto un'esperienza molto dura con la polizia croata, perché nonostante avessimo comunicato la nostra intenzione di arrivare al confine con la Bosnia a piedi, perché sapevamo che lungo quel confine avvenivano i respingimenti più duri, noi siamo arrivati alla foresta di Boina, abbiamo fermato le nostre autovetture, abbiamo iniziato a proseguire a piedi perché da lì a poche centinaia di metri ci sarebbe stato il confine. Ci siamo accorti che sopra le nostre teste c'erano già 2 droni che controllavano i nostri movimenti e poi ci è stato impedito dalla polizia croata di arrivare laddove noi avevamo il diritto di arrivare. Questo perché? Perché la polizia croata aveva, diciamo, timore di 2 questioni fondamentali. La prima è che noi verificassimo effettivamente quello che la Croazia non può fare, e la seconda è perché erano venuti a sapere che molte famiglie diciamo di rifugiati, saputa del nostro arrivo, si erano avvicinate al confine sperando che la nostra presenza avrebbe disincentivato la polizia croata a negare loro il diritto di asilo. Cioè pensavano, beh, la presenza di questi eurodeputati sicuramente farà in modo che questa volta non ci respingano. In realtà noi non abbiamo potuto arrivare lì a piedi come avremmo dovuto, perché siamo stati bloccati prima, e questo ha scatenato ovviamente una serie di polemiche anche da parte del primo ministro Plenković, che ci ha additato come dei provocatori. Detto questo, noi comunque siamo riusciti ad arrivare in Bosnia, superando il confine, diciamo, dall'altra parte, quindi ritornando indietro rispetto al primo tragitto. Il giorno successivo siamo andati appunto a Lipa. Ne parlerà meglio di me Nel Kitchen, perché è una di queste associazioni che noi abbiamo incontrato tra l'altro nel corso di questi 3 giorni di missione, ma comunque il campo di Lipa è, come diceva prima chi mi ha preceduto, un campo detentivo. La scena è stata davvero pesante da vedere. Il campo di Lipa si trova a decine di chilometri da Bihać, che è questa cittadina nel distretto di Unasana, completamente isolato dal resto del mondo, completamente circondato da filo spinato. È un campo costituito da delle tende assolutamente precarie, un campo controllato solo dal Ministero della Sicurezza bosniaco, non ci può entrare nessuno, tant'è vero che quando noi siamo arrivati ad aspettarci fuori c'erano fotografi, giornalisti e reporter che da mesi non riuscivano ad accedere al campo per documentare quanto accadeva. La scena è stata devastante, perché nel campo di Lipa vivono circa 950 uomini adulti, ragazzi, per lo più provenienti appunto dalla Siria e dall'Afghanistan, vivono dal Pakistan, dormono in 35-40 in tende da 70 metri quadri, tende senza areazione, poco riscaldamento, senza energia elettrica. In tutto il campo ci sono 15 bagni chimici e 10 docce, quindi non c'è acqua potabile. E le condizioni igieniche sono pessime, tant'è vero che molti di questi ragazzi soffrono di scabbia e hanno ferite ai piedi pesantissime, perché tolgono loro le scarpe, come vi dicevo prima, e loro senza scarpe fanno decine e decine di chilometri. Ora, oltre a tutto questo, che è già gravissimo che l'Europa possa consentire che in un paese a pochi chilometri da noi persone, esseri umani vengano detenuti in queste condizioni, oltre a questo c'è il tema di chi vive fuori alle strutture organizzate, cioè ci sono migliaia di persone che vivono, come dicevano, nella foresta e che sopravvivono soltanto grazie all'azione straordinaria dei volontari che partono spesso da Trieste, raggiungono Bihać, comprano a Bihać il materiale necessario, tra cui la legna, i medicinali per curare loro queste ferite, e appunto senza questi volontari, queste persone, questi bambini non sopravviverebbero. Ora, noi abbiamo Save the Children e altre organizzazioni, la Croce Rossa, Caritas ha documentato
che appunto il problema esiste soprattutto per questi bambini che non hanno genitori, che vivono al freddo in mancanza di tutto. Allora, guardate, noi non abbiamo voluto fare questo viaggio per fare testimonianza, né solo per denunciare la situazione. Noi abbiamo fatto questo viaggio perché siamo convinti e stiamo lavorando per questo, che c'è bisogno totale di un cambio assoluto di marcia e di prospettiva nella politica sull'immigrazione e nella politica sull'accoglienza. Ora, noi dobbiamo cambiare radicalmente il patto per l'immigrazione, trattato di Dublino compreso, perché ancora la Commissione con il patto per l'immigrazione basa ancora troppo tutto sulla difesa dei confini e sui respingimenti. Ora, io credo che e nemmeno la visita della commissaria Ylva Johansson ci ha del tutto soddisfatto, perché ha parlato la Johansson di una responsabilità bosniaca, ma non ha parlato della responsabilità europea, perché la Croazia è paese europeo ed è ancora più grave che sia un paese europeo che si macchia di una violazione così grave e quindi non rispetti lo Stato di diritto. Noi come Europa, il Parlamento europeo ha recentemente detto che i paesi europei che non rispettano lo Stato di diritto, che significa diritti umani, civili, politici, non possono ricevere per esempio i soldi del Recovery Fund, cioè bisogna prevedere delle sanzioni per i paesi, vedi la Polonia, che non consente alle donne di interrompere la gravidanza in caso di malformazione grave del feto. Cioè noi non possiamo continuare a tollerare o a girare la testa dall'altra parte di fronte a violazioni così gravi. Ora, noi riteniamo che si tratti di un numero esiguo di persone, perché 11.000 persone non è l'invasione di cui ci ha parlato e ci ha riempito la testa Salvini per tanti anni. Sono poche centinaia di persone suddivise tra i 27 paesi europei. E vengo alle proposte di cui appunto Cinzia mi chiedeva. Innanzitutto, prevedere subito dei corridoi umanitari, almeno per quei bambini e almeno per i disabili. Ci sono tanti ragazzi rimasti in sedia a rotelle per le botte che hanno preso dalla polizia. Almeno questi dobbiamo trasferirli. Ora, i bambini non accompagnati sono 150. 150 diviso per 27, sono poche decine di bimbi a paese. Quindi poi dobbiamo prevedere la ricollocazione dei migranti attraverso un sistema di accoglienza diffusa. È il sistema di accoglienza diffusa, cioè è la corresponsabilità tra tutti i paesi che va affermata come nuova politica di accoglienza e di migrazione. E i paesi di Visegrad dovranno accettare questa suddivisione delle corresponsabilità. Dopodiché io credo che noi dobbiamo investire anche in opere di compensazione per le zone di confine, perché vedete le comunità locali, come mi sembra dicesse anche Vincenzo Russo, le comunità locali si sono sentite abbandonate, si sono sentite sole nel gestire il fenomeno migratorio e con il tempo il sentimento di fiducia verso il prossimo è mutato, trasformandosi in sospetto, in paura dello straniero, in diffidenza anche verso le organizzazioni umanitarie che vengono criminalizzate ogni giorno per il lavoro della solidarietà. La solidarietà viene criminalizzata. Queste organizzazioni umanitarie non possono essere lasciate sole a gestire questa partita così complessa. Lo Stato, gli Stati, l'Europa ci deve stare. Dopodiché noi abbiamo criticato duramente anche Frontex. Frontex è un'istituzione europea che non fa quello che deve fare, deve controllare ciò che si verifica nei confini e non lo fa. Tanto è vero che noi ne abbiamo chiesta anche il cambio di dirigenza. Dopodiché dobbiamo prevedere una protezione civile europea che articoli la sua azione anche in mare, anche in una missione in mare, perché anche il nostro mare Mediterraneo è un cimitero di vittime innocenti. E quindi anche il tema dei barconi che partono dalla Libia,
il mio amico e collega Bartolo ha sorvolato le coste libiche qualche giorno fa e ha assistito al naufragio di un barcone, se loro non erano sopra la testa di questi migranti a controllare che arrivassero i soccorsi, i migranti sarebbero morti tutti. Quindi c'è un problema molto complesso che non può essere risolto con 4 slogan leghisti, vabbè, che adesso i compagni leghisti ormai li dovrò chiamare compagni perché sono europeisti più di noi, ma li aspetteremo al varco quando ci sarà qui a Bruxelles la modifica sul Trattato di Dublino, e voglio vedere se continueranno a votare no, perché c'è anche da dire questo. Allora io credo che l'umanità debba tornare non solo nelle parole, l'umanità deve tornare nei fatti e nelle politiche. Noi in Italia abbiamo ancora la Bossi-Fini, noi in Italia non siamo riusciti ad approvare lo Ius Soli, noi in Italia purtroppo, e faccio una critica al mio partito, abbiamo tralasciato il grande tema della migrazione, il grande tema dell'accoglienza, il grande tema dell'integrazione, che è futuro. Noi abbiamo avuto paura e in questo abbiamo abbandonato questo tema, abbiamo lasciato soli i volontari, le organizzazioni umanitarie, e abbiamo perso consenso a causa di questo, molto consenso. Quindi o noi riusciamo, anche come Partito Democratico, a riacquistare la battaglia dei diritti umani, che è una battaglia di civiltà, che è una battaglia di qualità della democrazia, di qualità dell'Europa, oppure noi continueremo a perdere anche la nostra identità, perché se non lo facciamo noi, questo sforzo, questo impegno, questo dare valore alla parola solidarietà, di cui si è abusato senza però poi concretizzarla da parte dei partiti, io credo che noi perderemo una battaglia davvero importante. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo come messaggio, ma lo dobbiamo soprattutto a queste persone che vivono in quelle condizioni. E ovviamente la rotta balcanica è una rotta, perché poi ci sono situazioni molto simili molto vicino a noi. Pensiamo a quello che succede appunto in Grecia, pensiamo a quello che succede alle Canarie, dove ci sono appunto campi anche lì di rifugiati che non possiamo accettare. Queste condizioni non possono essere consentite. Quello che abbiamo visto noi a pochi giorni dal 27 gennaio, il giorno della memoria, è stato veramente una sberla in faccia all'Europa che si impegna, no? Affinché non accada mai più. Ecco, purtroppo è come se noi ci fossimo dimenticati di un passato così recente, dimenticati di quello che hanno sofferto tante persone, e continuiamo a sbagliare, a commettere l'errore di sempre. Quindi io mi auguro che questa missione serva, ha scosso le coscienze, il fatto che noi siamo qui, ecco, è una testimonianza di come effettivamente anche da parte del sindacato, che ha sempre dato un contributo straordinario invece su questi temi anche molto concreto, ci sia la volontà di stimolare la politica a cambiare e a prendere una direzione completamente diversa rispetto a quello che ha fatto fino adesso. Grazie. Beh, grazie tante, onorevole Moretti, e noi confidiamo appunto che in politica ci siano politici come lei, come voi, che continuano ad avere dei diritti umani appunto una priorità, un'attenzione alta, perché condividiamo che sono problemi nuovi, un'immigrazione nuova, ma noi che poi in Veneto siamo stati territorio di frontiera per oltre un secolo, credo che a maggior ragione appunto possiamo portare un contributo di valorizzazione. E la ringrazio, e so che ha altri impegni, per cui fin tanto che può restare con noi la ringraziamo e dopo la salutiamo, auspicandoci appunto che ci sia un ulteriore momento di confronto anche sul dirci come stanno proseguendo appunto proprio le situazioni di relazioni internazionali con questi paesi in queste situazioni. Diamo la parola adesso a Emanuele appunto perché continuerà rispetto a quanto ci è stato raccontato dall'onorevole Moretti la sua esperienza diretta con tutte le difficoltà appunto a dover interloquire con situazioni che
sembrano istituzionalmente poco europee, ma magari collegate a paesi, insomma, più lontani alla nostra democrazia. Emanuele, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io partirei con il raccontarvi quello che è stato l'ultimo viaggio, quindi un'iniziativa nata dalla CIS regionale, da una chiamata di Gianfranco Re Fosco, la richiesta di attivarci per fare qualcosa di concreto nell'immediato in Bosnia, credo dopo la bomba mediatica che è esplosa dopo l'incendio del campo di Lipa. Lì ci siamo attivati facendo rete come ci riesce bene, credo, raccogliendo aiuti e cercando l'appoggio di un'associazione che già conoscevo, che è Non Aim Kitchen, che opera appunto in vari luoghi della rotta balcanica, a Sid in Serbia, in Bosnia, Velika Kladuša, Bijač, poi ci racconteranno loro, ma proprio ci ha messo in contatto per capire quali erano le esigenze immediate. Abbiamo raccolto circa 10 quintali di cibo, molti medicinali, grazie all'aiuto della Croce Rossa. Abbiamo raccolto in tutto 150 metri cubi, che non siamo ancora riusciti a portare tutti, proprio per la difficoltà di far arrivare gli aiuti e dei documenti di esportazione necessari per portarli appunto in Bosnia. Ci è stato molto d'aiuto anche un collettivo che si è generato qui a Schio negli anni e con il quale ho partecipato precedentemente ad alcuni viaggi proprio a Velika Kladuša, e abbiamo fatto appunto un viaggio insieme. Allora, ovviamente la necessità più grande in questo momento viene dal fatto che lì è inverno. La situazione è molto difficile perché le temperature sono rigide e quindi la prima direzione che abbiamo cercato è stata quella di portare vestiario pesante, sacchi a pelo e calzature appunto a queste persone che vivono appunto in condizioni precarie. Io mi collegherei un attimo però a quanto è stato detto prima, nel senso che la condizione che stanno vivendo è una condizione che si protrae da anni. Queste persone vivono in queste condizioni respinte innumerevoli volte dalla polizia croata, dalla polizia slovena, piuttosto che dalla polizia anche italiana, perché qualcuno riesce ad arrivare a Trieste e poi viene respinto, e quando tornano indietro trovano anche dei respingimenti molto, molto, molto duri da parte generalmente da parte della polizia croata. E quindi vivono in una condizione di staticità, nell'impossibilità di raggiungere un traguardo che è quello che sognano quando sono partiti da casa. E sono ragazzi molto giovani, ragazzi molto più giovani di me. Prima mi descrivevate appunto come un giovane. Ci sono persone che hanno 10 anni meno di me, che sono partiti da 4-5 anni da casa, che percorrono questa rotta a piedi, e che trovano uno sbarramento proprio in quella che dovrebbe essere una culla dei diritti umani, come ben diceva Vincenzo Russo prima. Quindi quello che ho trovato nei primi viaggi mi ha lasciato veramente incredulo rispetto alle condizioni di vita di queste persone. Ma non solo... la condizione che mi ha spaventato non era solo appunto quella di miseria, di povertà nelle quali vivevano, ma anche dei trattamenti che subivano loro e dei trattamenti che subivano le associazioni che cercavano di darsi da fare per alleviare questa condizione di difficoltà. Ho conosciuto appunto lì a Velika Kladuša Non Aim Kitchen gruppi di ragazzi volontari che si uniscono da tutta Europa e che cercano di fare il loro meglio in una condizione che è proprio una condizione di sopravvivenza
Quindi lì i primi viaggi che facevamo erano per portare, per cercare di riparare gli squat, che sono queste case abbandonate o queste fabbriche in disuso, dove trovano riparo dal gelo. Cercavamo di costruire appunto porte, finestre, riparare dei tetti e portare giù delle stufe per far sì che si potessero scaldare appunto. Portavamo giù alimenti perché gli alimenti sono sempre, appunto per loro sono merce rare, la grande attività che fanno è quella di distribuzione. Portavamo giù e siamo riusciti a portare giù anche questa volta molte medicine perché le condizioni sanitarie fanno sì che, prima è stata nominata la scabbia, sì, varie infezioni dilaghino appunto in queste condizioni emergenziali. Infatti uno dei problemi più grandi che so che stanno cercando di affrontare, ci piacerebbe contribuire ad affrontare, è quello proprio sanitario. Cioè, pensate a persone che sono lì ferme da mesi, che provano il viaggio, vengono respinte, non hanno la possibilità di farsi una doccia, di cambiarsi, di lavare gli abiti, e così si alimenta sempre di più questa condizione di precarietà nella quale appunto vivono. E mi impressionava anche il trattamento che subivano i volontari che operavano lì, nel senso che già le prime volte, io ho fatto i primi viaggi nel 2018, dovevamo muoverci di nascosto, quindi se andavamo a lavorare negli squat più lontani dalle strade, riuscivamo a lavorare di giorno. Se dovevamo soccorrere o dare una mano ai migranti, dovevamo stare attenti a non farci vedere, perché anche il mondo degli aiuti umanitari è demonizzato lì, e viene demonizzato da una condizione che credo venga anche dalla condizione stessa della Bosnia, quindi un paese che non è in grado di farsi carico delle difficoltà che si trova ad affrontare. E quindi lì si collega tutto al fallimento di alcune politiche europee che vanno a finanziare appunto progetti che alla fine nella pratica non si traducono in qualcosa di utile. Il discorso dei campi, l'IPA per esempio è stato ricostruito adesso dopo l'incendio. Nel frattempo i migranti che vivevano lì avevano trovato rifugio in città, si erano rifugiati nel DOM. Con la CISL regionale abbiamo pubblicato un video girato al DOM, che è uno degli squat più grandi della città di Bihać appunto. Adesso questi migranti sono stati fatti sgomberare dal DOM e riportati all'interno del campo di Lipa. Quindi sono dei trattamenti che le persone non scelgono, non hanno la possibilità di scegliere come vivere o come sopravvivere. Vengono proprio emarginati all'interno di questi campi. Prima del campo di Lipa di casi come questo ce ne sono stati nel tempo. Ricordo il campo di Vučjak, che era sempre lì, che era stato costruito sopra una discarica di rifiuti tossici. Alle spalle aveva un campo minato proprio per far sì che sembrava fosse fatto apposta per far sì che le persone non potessero fuggire e trovassero le condizioni peggiori possibili dove sopravvivere. Vari campi sono nati e nel tempo sono stati distrutti. Torno a quello che ci piacerebbe fare. Allora, la situazione lì in tutta la rotta dei migranti cambia giorno per giorno, è in continua evoluzione, e anche le necessità che hanno queste associazioni sono diverse in base alle condizioni che si trovano ad affrontare. Per esempio, se viene costruito un nuovo campo e tutti i migranti vengono sgomberati dalle case in cui si trovano, ecco che la necessità non è più quella di andare in soccorso negli squat, perché all'interno del campo non ci entrano più. È una condizione talmente difficile su cui operare che appunto gli aiuti sono una cosa complicata, gli aiuti materiali sono una cosa complicata da portare. E qui penso sia stato il ragionamento di Vincenzo quando ha lanciato la campagna
per i fondi, perché appunto tramite i fondi è più facile sicuramente arrivare a portare degli aiuti. Noi vorremmo organizzarci come catalizzatori di questi aiuti fisici, pratici, impellenti, chiedendo appunto quali sono le necessità impellenti di queste organizzazioni come Non Name Kitchen e facendoci carico di quella che è la logistica per portarli al più presto alla disponibilità appunto di queste persone che in maniera encomiabile credo si fanno carico di un problema che non dovrebbe essere solo loro. Ecco, io questo è quello che pensavamo, che pensiamo di fare nell'immediato. Nell'immediato, quindi questa attività che si collega bene appunto a quella che è stata proposta, credo, dall'ISCOS e che vede però nella politica l'unica soluzione percorribile, credo, nel senso che sì, sono tutti strumenti che possiamo adottare per tappare delle falle a cui bisogna dare delle risposte. Una battuta, mi sono trovato proprio quel giorno in cui i parlamentari erano a Biac, eravamo proprio nella stanza di fianco e appena dopo che avevano subito il trattamento di respingimento da parte della polizia, sì, la battuta tra di noi è stata ci siamo lamentati finora che nessuno aveva fatto qualcosa, ben venga che anche loro si scontrino con questa realtà, perché appunto non può essere lasciato nella responsabilità solo della società civile e delle ONG che si danno da fare. Ecco, quindi questa è un po' l'apporto che voglio darvi, e insieme, se posso, è quello di diffondere appunto per quello che conosco io, quella che è la realtà lì, perché credo che svegliare, non voglio essere ipocrita, ma credo che portare a conoscenza di più persone possibili, ecco, questo sia già un grande risultato a cui potremmo ambire nell'immediato. Grazie Emanuele. Poi appunto farci carico di un progetto importante sicuramente non va nella linea di risolvere tutti i problemi che ci sono, come abbiamo sentito appunto i campi profughi e le tensioni di frontiera sono tante, però sicuramente da qualcosa c'è la necessità di partire anche in ordine, come abbiamo detto, dell'emergenza che ci sta alle porte. Sicuramente l'emergenza della rotta dei Balcani è un'emergenza che ci riguarda tutti, appunto. Su questo, pertanto, do la parola appunto a Valentina e Riccardo dell'associazione Non Name Kitchen, anche a loro, insomma, mi auguro con un segnale di sostegno appunto da parte della nostra organizzazione, non solo, come avete visto, di persone che sono attente, sensibili e tentano di capire come possono intervenire nel miglior modo possibile per essere appunto efficaci e concreti a sostegno del vostro lavoro. Per cui Valentina e Riccardo, a voi la parola e staremo molto attenti a quello che ci racconterete. Allora, grazie mille, spero ci sentirete bene. In questo momento, come forse già sapete, ci troviamo appunto tra il confine tra la Bosnia e la Croazia, quindi come ogni situazione di confine anche internet non è dei migliori, però speriamo che regga, insomma. Se doveste avere problemi nel sentire, fateci un cenno e cerchiamo di risolvere. Allora, beh, innanzitutto grazie, e siamo purtroppo d'accordo con la maggior parte delle cose dette finora, che sono relative appunto a grandi sofferenze, a grandi ingiustizie che vediamo quotidianamente ormai da fin troppo tempo.
La prima considerazione che volevo fare rispetto al lavoro di Non in Kitchen è appunto quello che è un po' la cosa che chiude un po' il circolo di ciò che abbiamo detto finora, cioè cambi politici e questa attivazione anche della società che deve avvenire in modo tale che possa finalmente avere fine questa atrocità che avviene veramente alle nostre porte. Come Non in Kitchen, noi quello che vediamo necessario non è solamente appunto questa volontà politica che ovviamente è imprescindibile, ma anche l'azione umanitaria, perché mentre sul tavolo politico si giocano le carte per cambiare o meno le politiche, le strategie, le metodologie, eccetera, intanto ci sono persone che stanno soffrendo il freddo, la fame, le ingiustizie, la violenza. E quindi noi come movimento nato proprio nel 2017, quello che vogliamo fare è dare una risposta anche pratica e a livello umano, diciamo, a quelle che sono le persone che soffrono sulla propria pelle le conseguenze di giochi politici troppo grandi anche di noi. Quindi allora, Non in Kitchen nasce proprio come movimento. Noi siamo un'ONG registrata tanto in Serbia come in Bosnia, come in Spagna. Però in realtà quello che noi siamo veramente è un movimento. Questo vuol dire che cerchiamo di mettere assieme le persone che vedono diciamo la realtà come cerchiamo come la vediamo noi, cioè cerchiamo di portare giustizia dove crediamo che sia necessario e questo movimento nasce proprio con una spontaneità allarmante, nel senso che un gruppo di persone, a quell'epoca pochi ragazzi spagnoli videro quelle che erano le informazioni rispetto alle situazioni delle persone migranti alle porte di Belgrado in Serbia e fanno una raccolta fondi e partono per la prima volta. E lì il movimento era proprio una mescolanza di persone volontarie internazionali e di persone migranti che fanno nascere la Non in Kitchen in una maniera molto spontanea e molto umana, alla base, molto terra-terra, diciamo, no? Cioè tutti insieme a cucinare perché tutti avevano fame, diciamo. Poi Non in Kitchen in quel lontano, tra virgolette, 2017 viene buttata fuori da Belgrado, viene gentilmente accompagnata diciamo fuori dalle porte della città e quindi noi che eravamo sempre in contatto con le persone migranti scopriamo che il flusso migratorio si stava spostando verso il nord della Serbia e quindi finiamo a lavorare fin da... È vero, facciamo vedere la mappa, scusate, che con la presentazione ci proviamo, volevamo farvi vedere una mappa. Ecco qua, questo è dove siamo noi come Non in Kitchen. Si vede bene? Adesso vediamo il nostro tecnico. Per il momento no, vediamo solo il logo. Ah, non vedo. E allora è internet. Perché abbiamo messo la telecamera in teoria. No, Ok, no, lasciatelo pure. Vabbè. Quindi ci spostiamo verso il nord del paese dove siamo tuttora, cioè in questa cittadina che si chiama Šid. E per me è molto importante parlare della Serbia, in questo caso di Šid, proprio perché spesso e volentieri nell'opinione pubblica, anche quando la rotta balcanica diventa un qualcosa di conosciuto, spesso e volentieri però si finisce a parlare poi della Bosnia, più che di tutti gli altri posti anche che ovviamente fanno parte della rotta balcanica, perché essendo una rotta evidentemente le persone passano più punti. È chiaro che si parla più che altro della Bosnia anche perché lì è il vero e proprio collo di bottiglia, dove in realtà è vero che si accumulano, diciamo, il numero più grande, diciamo, la comunità migrante è più numerosa lì che in altri luoghi, perché negli altri luoghi sappiamo che il passaggio in qualche modo può essere più facilitato. Questo però non toglie che ci sono persone migranti in Šid, ci sono persone migranti in Montenegro, dove anche noi siamo, e quindi volevo un attimo focalizzarmi su quello che era il nostro lavoro in Šid, in Serbia, proprio per spostare anche l'attenzione su altri luoghi dove comunque continua ad essere necessaria l'azione. Allora, innanzitutto quello che noi facciamo, tanto in Serbia come in Bosnia e negli altri luoghi, è lavorare a supporto di quella che è la popolazione fuori dai campi.
Come abbiamo già detto, come avete detto anche voi, la situazione nei campi è tragica e i servizi sono non solo carenti ma anche insufficienti. Cosa però molto vera è che purtroppo, nonostante siano, per quanto carenti che siano i servizi all'interno dei campi, sono sempre più di quelli che sono i servizi delle persone che vivono nel cosiddetto jungle, no? Cioè nella foresta, o negli squat, come avete citato voi. Lì ovviamente i servizi sono nulli. Quindi noi come Non in Kitchen cerchiamo di fare tutto quello che possiamo per supportare la popolazione che vive fuori dai campi, che in Serbia si traduce più che altro nella foresta. Io avevo preparato delle foto, ma ho paura che... vedete le nostre facce? Io ci riprovo Sì, di nuovo, metto le ti fotografie. vedo. Fotografie scattate da una volontaria che è stata proprio quest'anno in Serbia, e sono fotografie appunto di gennaio-febbraio più o meno. Si vedono? Sì, si vedono. Tu passi ogni tanto. Ok. Sì, sì. Mentre io parlo faremo scorrere queste fotografie. Vedrete che ci sono fotografie che riguardano sia le situazioni di salute alle volte molto complicate, come in questo caso dovreste vedere la foto di una persona con la scabbia. O persone, per esempio, anche come in questo caso, con delle infezioni alla pelle. Questo è dovuto alle condizioni, diciamo, precarie dal punto di vista igienico-sanitario delle persone che vivono appunto in queste case abbandonate o comunque nella foresta. Ci saranno anche delle fotografie di volti. Noi come organizzazione abbiamo il permesso di far vedere queste fotografie da parte delle persone che si sono prestate a questa cosa, ed è fondamentale dirlo. Perché mettiamo i volti? Perché spesso e volentieri anche noi troviamo delle fotografie di infezioni della pelle, di piedi rotti, di qualsiasi cosa, e ci dimentichiamo che ci sono delle persone dietro, che ci sono dei volti, delle storie. Quindi per me è stato fondamentale, per esempio come questa che dovreste vedere adesso. Dobbiamo ricordare che non ci sono solamente ossa rotte, ci sono persone, e quindi è per questo che abbiamo inserito delle fotografie di questo genere. Quindi andando un po', diciamo, nel cuore di quello che è il nostro lavoro in Serbia, è un lavoro che cerca di coprire quelli che sono i 3 filoni della Non in Kitchen. Da una parte abbiamo le distribuzioni, che lì racchiude sia il cibo che i sacchi a pelo, che i vestiti, che le coperte, tutto quello che ha determinate condizioni della salute, dove cerchiamo quindi di dare supporto sia a livello di primo soccorso, con personale volontario che ha le competenze per questo, oppure cerchiamo di agganciarci a dei servizi privati o pubblici che possono, diciamo, dare dei servizi un pochino più specialistici. È sempre molto difficile fare questo perché le persone che vivono nella jungle di shit non vogliono assolutamente uscire allo scoperto, vogliono essere, come si diceva prima, invisibili. Il primo filone è quello del report di violenza. La denuncia. Quindi sul terreno quello che fanno le persone attiviste è raccogliere le testimonianze attraverso una metodologia studiata e concordata con altri partner che fanno parte del network che abbiamo fondato, che si chiama Border Monitoring scusate? Niente. Border Violence Monitoring. Per evitare il rischio di retraumatizzazione, no? Che questo è... Border Violence Monitoring Network, che è appunto un network dove cerchiamo di mettere insieme più voci di varie organizzazioni per dare appunto più risonanza a quella che è la denuncia delle violenze che sappiamo succedono. Ecco, tutto questo lavoro noi lo facciamo attraverso gruppi di attivisti che si alternano ogni massimo 3 mesi, e quello che loro devono, diciamo, in qualche modo affrontare non solo sono le difficoltà delle persone migranti, ma come si diceva prima, dal 2020 ad oggi, cioè da più di un anno ormai a questa parte, è una vera e propria criminalizzazione quella che stiamo soffrendo e lottando in Serbia. Abbiamo per esempio il sindaco
della cittadina di Sheet, dove siamo noi presenti, che ha pubblicamente che noi siamo una minaccia per la stabilità e la sicurezza della Repubblica Serba. Ha detto che noi siamo in collusione o facciamo parte di movimenti di insomma, siamo trafficanti e supportiamo l'immigrazione illegale. Ci hanno chiamato commercianti di droga, ci hanno detto di tutto. Questa cosa noi la paghiamo sulla nostra pelle. Ci hanno rotto la macchina, ci hanno picchiati, di tutto, veramente di tutto. Noi per i nostri volontari abbiamo tanto il supporto psicologico quanto quello legale ed è quindi molto difficile per noi continuare, perché giustamente, nonostante si preparino le persone prima di andare in Serbia, ricevono un vero e proprio training, un corso di sicurezza, security and safety lo chiamiamo, cioè bisogna essere pronti ad andare lì, perché non è facile, si sa quando si esce per una distribuzione, ma non sai se dovrai passare 5 ore nella stazione di polizia perché la polizia decide di fare controlli random. Quindi è molto complicata la realtà lì ed è fondamentale fare questo affondo su Sheet in questo caso per appunto per parlare un po' anche di altre realtà. Adesso magari Riccardo si concentrerà più sulla Bosnia, ok? Niente, bueno, ciao a tutti. Prima, scusa per il mio italiano, mi dispiace se qualcuno non capisce, ma sono già 6 anni di fianco a una italiana e ancora il mio suocero non mi capisce. Allora, vediamo come va. Non so se possiamo mettere qualcuna foto o no. Fare la Bosnia. Niente, bueno, da aggiungere, penso che sia fatto una descrizione molto, molto realista, no? Emanuele e anche Alessandra, dopo la sua visita, di qual è la situazione adesso nel nord di Bosnia, no? Nel canton di Unasana, specialmente, dove c'è veramente un collo di bottiglia, no? Un bottleneck, e dove tutta la gente arriva di là. E niente, per aggiungere qualcuna idea, no? Penso che si parla tanto, un po' di discussione adesso, se stiamo di fronte a un'emergenza o no, no? Perché è un'emergenza, sì, perenne, no? Possiamo parlare. In qualche modo noi che siamo nel campo da 3-4 anni, 4 anni adesso, abbiamo visto, no? Come tutta l'attenzione che abbiamo avuto prima sia mossa dell'incendio in Moria, no? Dopo è venuto l'incendio a Lipa, e tutto si concentra giornalisti, attenzione mediatica, politica, fondi finanziari. E un po' è difficile, no? Capirlo, sentirlo e convivere con questa attenzione puntuale quando stiamo vedendo che è un'emergenza così perenne, no? La situazione dopo l'incendio di Lipa veramente non ha cambiato niente. Non possiamo dire che la situazione è peggio adesso peggio che un anno fa. Non possiamo dirlo. Noi vediamo, bueno, un anno e mezzo fa forse era peggio, infatti, la situazione, prima di aprire il campo di Miral, a Velika Kladuša, no? Molto vicino a Bihać, per qualcuno che non lo vede. Niente, per noi si parla di crisi migratoria. In Bosnia, in Unasana, c'è il gruppo operativo per la gestione della crisi migratoria, no? Lo chiamano. È molto difficile, no? Pensare che è una crisi migratoria. La migrazione è stato da sempre, no? Lo vediamo, calabresi sulla Lombardia, siciliani agli Stati Uniti, albanesi su Roma, no? È come un flusso così permanente. Quando parliamo di crisi migratoria, adesso noi vediamo una crisi umanitaria morale, questo è ovvio, ma vediamo che è così importante il fattore del razzismo, della xenofobia e della islamofobia, che questo da solito negli articoli, quando si parla, si fanno colloqui e il dibattito e tutto, anche in televisione, non si parla tanto della islamofobia che c'è indietro a tutto questo, perché è veramente un fattore che determina la rotta e la crisi, no? I bisogni e la mancanza di diritti umani sulla storia adesso, no? Se facciamo un paragone, no? Con altre migrazioni, veramente l'origine di queste persone, Iraq, Afghanistan,
Marocco, Algeria, Libano, Palestina. Vediamo, no? Che è un fattore veramente che condiziona tanto il rechazo, no? Il rifiuto un po' sociale che vediamo al nostro paese, no? Si vede in Italia, si vede in Spagna, si vede anche in Croazia. In Bosnia è molto particolare. Prima Alessandra faceva menzione, no? A come la comunità locale ha sviluppato e ha modificato un po' la sua percezione, no? Perché nell'estate del 2018, quando hanno arrivato le prime persone, hanno chiuso la ruta che... Puoi togliere le foto se vuoi. No? La ruta che faceva la gente, no? Della Grecia sulla Serbia, dopo alla Ungheria hanno chiuso e la gente si è spostato sul west, no? Est, per arrivare alla Bosnia e cercare di arrivare a Croazia. All'inizio in Bosnia è stato un arrivo bellissimo, la comunità locale ha aperto le sue porte, le sue braccia, cibo, vestiti, non solo ai bambini e donne, come adesso, ma per tutti, no? 3 anni dopo possiamo parlare che la comunità locale, una grandissima parte, è incredibilmente contro questa migrazione, no? Contro la migrazione, fanno dimostrazioni, fanno persecuzioni. Solo per capire, c'è un gruppo di Facebook in una sana che si chiama Anti-migranti, la caccia di migranti, con più di 10.000 follower, dove si pubblicano foto da noi, di volontari, pubblicano foto di migranti, un messaggio, dicono, questo migrante è in questo supermercato adesso, qualcuno va a menarlo adesso. Così funziona, e questo è legale. Nessuno fa niente, è legale non solo per la polizia in Bosnia, ma anche per Facebook, che è anche importante, no? Vedere che sono tanti parti del sistema che osservano, no? Che fanno testimonianza, che hanno alcuna capacità di cambiare le cose e non succede niente. Per chiudere, bueno, qualche idea. Noi vediamo che un problema, perché abbiamo parlato un po' di respingimenti, no? L'episodio dell'altro giorno con Alessandra, Pietro, no? Al confine, cosa succede, lo vediamo, lo sappiamo tutti, anche non solo il respingimento della Croazia, ma il respingimento in catena, dall'Italia alla Slovenia, dalla Slovenia alla Croazia, dalla Croazia alla Bosnia. Noi insieme, la rete di attori che lavoriamo per raccogliere testimonianze di respingimenti violenti e illegali, tutte e due, DRC, no? della Dinamarca, e non in Kitchen, basicamente le due gruppi che facciamo più raccolte di testimoni, abbiamo più di 14.000 testimonianze solo in 2020. 14.000. Lo vediamo un po' stimato, ma è una cosa che possiamo dire con sicurezza. Il 99 persone di ogni 100 che cercano di muoversi, di attraversare il confine, hanno stato respinti qualcuna volta. Sappiamo di persone 30, 40, 50 volte menati, torturati. 2 mesi fa, rapiti con i pali, no? Come si porra? No, rapiti, con i bastoni. violentati. Violentati con i bastoni della polizia. Questo è il livello di inumanità o mancanza di umanità, diciamo, no? Inumano. E sta succedendo qui, al cortile d'Europa, no? Ma, al cortile, non so se si dice così, ma... E questa è la situazione. Possiamo dire una cosa che è molto importante. 99 di ogni 100 persone alla fine arrivano. Allora, questo è così, questo è indiscutibile. Mettiamo le due cose insieme sul tavolo e ci chiediamo, ma perché devono soffrire tanto? Perché devono soffrire tanto se la gente arriva? Questo è impossibile di fermarlo. È un flusso permanente, non è un flusso dopo la guerra in Siria, come possiamo chiedere o può dire Salvini, che ne so. No, non è per la guerra in Siria, è un flusso permanente da tutta la storia. È un flusso che non si ferma, non può fermarsi. Dalla Turchia sulla Germania, non c'è lavoro, andiamo alla Francia, non c'è lavoro, andiamo all'Armenia, no? Quanta gente dall'Italia, no? Argentina, Stati Uniti, è ovvio, no? Spagnoli a Venezuela, adesso tornano venezuelani in Spagna. Questo è un flusso permanente, no? Ma stiamo facendo in un modo così inumano, pieno di sofferenza, pieno di dolore, no? Perché? Ancora è difficile capirlo.
Per me un problema, e questa è un'opinione personale, il problema è che tutto si gestisce come se la popolazione migrante è ferma e adesso questa è la popolazione migranti. Non si capisce il problema come un flusso, no? Non si capisce come percepisce, no? Come un flusso e non è un problema, è una realtà, è diverso, è un processo, no? Ma prima parlava Alessandra, diceva, sono 11.000, penso che 11.000 persone. Forse sì, ma se cerchiamo di gestirlo come 11.000 persone, sbagliamo. Sono 1.000 persone aspettandovi là, certo che non sono 5 milioni nel porto di Libia aspettando, ma che qualcuno dice, no? Ma è vero che è un flusso che non finisce, la gente arriva e se la gente arriva in Italia e non c'è lavoro, vanno in Svizzera, se non c'è lavoro vanno in un altro posto, come fa la gente dentro dell'Italia e fa la gente tra i paesi in Europa o fuori d'Europa, no? Non possiamo pensare, la Bosnia nel 2019 ha ricevuto 30.000 persone, allora c'è spazio per 30.000? C'è spazio per le 20.000 nel 2020? C'è spazio per le 15.000 di questi anni? Anche per il corona, no? Tutto si è fermato un po' all'inizio. Non è la domanda se c'è spazio per questo. La domanda è più come il flusso e dobbiamo pensare in una integrazione, no? Più logica e una società più ricca e più condivisa. Per finire, l'altro giorno un eurodeputato ci chiedeva, no? Perché le diceva, come diceva, scusa, diceva che penso che il cambio viene anche, noi qui immagino, siamo tutti un po' convinti che la situazione deve cambiare, no? Il problema è la gente che non è convinta. Io capisco, prima si è menzionato a Salvini, no? Salvini come è un termine così un po' già arcaico, ma bueno, è un po' simbolizza questa idea di tutto lo strano deve andare fuori, diciamo, no? E io mi chiedo, se no siamo capaci di convincere a questa gente che dobbiamo fare le cose in un altro modo, non facciamo il cambio, perché tutti siamo convinti di qualcuna modo, tutte le persone con un senso umanitario della vita e del mondo siamo convinti, no? Il passo avanti è arrivare con foto dei respingimenti, con il naso rotto, gente con la schiena piena di bruciate, no? Feriti, diciamole, no? E chiedere a qualcuno, Johansson, Salvini, qualcuno che vogliamo dire, questo, se puoi permettere questo, va bene che non vuoi una invasione di musulmani, che non vuoi una moschea in ogni strada di Milano, va bene, ma si può permettere questo. Diciamo, stiamo d'accordo, nessuno, destra, sinistra, estrema sinistra, nessuno è d'accordo con la tortura, nessuno è d'accordo con la tortura. E questo, il cambio politico deve arrivare di questo modo. Nella mia opinione, mi diceva l'eurodeputato, allora cosa facciamo? No? Apriamo le frontiere per tutti? Dico no, abbiamo due azioni. Una, seguiamo la legge, no? Applichiamo la legge. Allora la gente arriva, richiede asilo, fai il processo legale, se non vedi la ragione, forse fai una devoluzione. No, insomma, rispetta la legge. E se non puoi rispettare la legge perché non sono risorse o la voglia, allora modifichiamo la legge. Ma la legge oggi per oggi non permette di prendere la gente, torturare, fare devoluzioni in catena, nella foresta, nella notte, senza scarpe, nel fiume. Questo non lo permette la legge. Allora applichiamo la legge. È molto facile, o se no la modifichiamo e la facciamo più bella. Grazie. Beh, grazie del prezioso contributo che avete portato Valentina e Riccardo. Adesso do le parole, anche se concludere dopo questa appunto presa di verità diretta è complicato, ma sicuramente il nostro segretario generale Gianfranco Refosco sa coniugare tutto questo con una nostra idea. A te Gianfranco e grazie a tutti i partecipanti. Penso che sia stato un incontro importante quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Grazie alle testimonianze che abbiamo sentito, perché ci aiuta a costruire una lettura di quello che sta succedendo a questo mondo e ci aiuta anche a riflettere su come intervenire per cambiare la situazione. Guardate,
la situazione a livello globale è una situazione assolutamente... Scusami Gianfranco, si sente un eco, se puoi spegnere qualche dispositivo vicino a te, grazie. Non ho dispositivi accesi, però provo a parlare più vicino al microfono. Si sente? Si sente? Provo a parlare più vicino al microfono. Dicevo, la situazione a livello globale è una situazione che si sta complicando sempre di più e probabilmente anche la pandemia ha aggravato le turbolenze a livello internazionale che stiamo vedendo. E l'approccio del sindacato e della CISL in particolare è sempre stato un approccio quello di tutelare le persone nel posto di lavoro, ma anche con la capacità di sviluppare una visione globale, perché non riusciamo a tutelare i lavoratori, le lavoratrici e i cittadini se non dentro a una scala globale. E per questo motivo stiamo affrontando una situazione che diventa sempre più complicata nei rapporti tra le nazioni, nello spostamento globale delle persone, nello spostamento globale delle risorse, e per questo motivo ci deve interessare quello che sta succedendo oggi in Bielorussia, dove da mesi ci sono scioperi, manifestazioni contro un regime che ha usurpato delle elezioni. Ci deve preoccupare quello che sta succedendo in Birmania, con un colpo di Stato militare che ha rovesciato un regime democratico, e ci deve preoccupare quello che sta succedendo ancora di più in Bosnia, in Serbia, in Croazia. Ci tocca molto di più e molto più da vicino perché siamo qui, noi dal Veneto, al confine croato, sono poche ore di auto per arrivarci, non possiamo far finta che non ci riguardi questo tema. Ecco, quindi se il sindacato non si impegna in un grande progetto di globalizzazione della dignità delle persone, del lavoro, rischia di fallire anche nella tutela delle persone che incontriamo quotidianamente. Ecco, questo è lo spirito che ci ha portato ad avere molta attenzione oggi come in passato sul tema della solidarietà internazionale, e che purtroppo questi eventi tragici che succedono a pochi chilometri da casa ci richiamano di nuovo a una nuova solidarietà. Allora qui ci sono due grandi questioni che sono emerse molto chiaramente oggi. La prima è che questa situazione non si risolve se non con delle scelte politiche forti da parte dell'Unione Europea. La questione delle migrazioni va aperta e affrontata con coraggio. L'Unione Europea, guardate, in quest'ultimo anno è riuscita a cambiare radicalmente l'impostazione e il proprio comportamento, le proprie scelte rispetto al tema, per esempio, della solidarietà economica dentro l'Unione Europea. È riuscita a fare qualcosa che pochi anni fa sarebbe stata impensabile. Allora, questo fenomeno di cambiamento dell'Unione Europea ci fa capire che c'è la necessità, allo stesso modo, anche sul tema delle migrazioni, di cambiare completamente l'impostazione. Non si risolve il problema delle migrazioni negandolo o rifiutandolo o confinandolo fuori dai confini dell'Unione, ma si risolve affrontandolo. E quindi per questo abbiamo voluto anche la presenza di una parlamentare europea oggi, Alessandra Moretti, non solo per la sua testimonianza e la sua presenza ai confini tra Croazia e Bosnia, ma perché noi vogliamo chiamare in causa la politica, tutta la politica, non solo alcune parti politiche, in Italia e dentro all'Unione Europea, perché serve cambiare politica. Altrimenti continueremo a rincorrere le emergenze. Quindi continueremo anche in un'azione di coinvolgimento della politica, questo è un impegno che ci prendiamo anche dopo la riunione di oggi, insieme con la nostra confederazione, ma anche con i nostri interlocutori territoriali. Serve avviare delle azioni che devono avere un forte imprinting politico. Il tema dei corridoi umanitari è urgente, va attivato, perché non possiamo permettere che non si gestisca in questo momento e si lasciano le persone morire, perché questo è il rischio, di morire di freddo o di morire di fame.
Però l'iniziativa che abbiamo messo in campo e che devo dire ha trovato anche molta solidarietà, molto entusiasmo nel sostenerla, la scelta che abbiamo fatto ancora all'inizio di gennaio è quella che non ci basta e non ci fermiamo semplicemente alla denuncia politica, alla pressione politica, ma serve anche fare delle azioni concrete per mitigare i problemi finché non sono risolti. Quindi sono due azioni che vanno avanti in maniera parallela. Abbiamo lanciato un appello all'interno dell'organizzazione CISL, alle nostre categorie, ai territori della CISL del Veneto, ai nostri sindacalisti, delegati, e c'è stata una risposta importante, immediata ed importante, sia in termini di raccolta di fondi, sia in termini di disponibilità, perché insieme con Emanuele sono andati altri 3 sindacalisti della CISL in quel fine settimana a portare personalmente gli aiuti a Non Kitchen, e quindi c'è stata anche una risposta di impegno personale, ma c'è stata anche un'attivazione più forte perché i nostri sindacalisti hanno contattato aziende che producono vestiari e le imprese venete che sono state contattate hanno risposto con grandissima solidarietà, mettendo a disposizione, regalando anche dei beni, scarpe, coperte, sacchi a pelo, eccetera. Imprese, aziende della grande distribuzione che vendono alimenti, che hanno fatto degli sconti speciali sapendo dove andavano quegli alimenti, e quindi abbiamo trovato un terreno sociale disponibile, interessato e responsabile per farsi carico di questo problema. Non era scontato quando abbiamo lanciato. Dopo questa iniziativa di fine gennaio ci hanno contattato anche amici, colleghi della CIS da altre parti d'Italia, e lì ci è sembrato giusto e doveroso coinvolgere l'ISCOS nazionale, perché serve mettere in rete la solidarietà da questo punto di vista, serve coordinare un'azione che deve essere il più efficace possibile. E quindi ringrazio davvero anche Vincenzo per la disponibilità e per tutta l'azione che sta mettendo in campo in tutta Italia. Rilanciamo, ecco, io penso che vada rilanciato oggi questo appello alla solidarietà. Non è una cosa che si può fare una tantum, i problemi ci sono ancora, serve dare continuità a un'azione importante che abbiamo fatto. E quindi quello che possiamo concludere anche con questo incontro è: mettiamo in rete le realtà come quelle di Non Kitchen che sono sul campo, mettiamoci in rete con realtà come ISCOS nazionale, i vari ISCOS territoriali e le loro associazioni di riferimento. Serve ragionare in un'ottica sistemica se vogliamo veramente essere efficaci, e rilanciamo anche l'appello alla solidarietà ai nostri iscritti, alle nostre iscritte nei posti di lavoro. Noi abbiamo una forte rete anche di pensionati che sono iscritti alla CISL, ma ci sono nel nostro territorio tantissime realtà, tantissime persone che, anche se non sono nostri associati, sono disponibili, interessati e molto motivati anche a contribuire per una causa che non deve avere come dire, una bandiera specifica, ma deve mettere insieme tutte le persone di buona volontà. Quindi io direi che dall'incontro di oggi, oltre a un rafforzamento della preoccupazione per questa situazione e dalle difficoltà che ci sono state testimoniate, lanciamo anche un forte appello a dare continuità a questo impegno, a renderlo stabile, strutturale, perché questo ci aiuta anche a fare un'azione politica più forte e più pressante. Qui serve un intervento anche del nostro paese, anche dell'Italia. Proprio pochi giorni fa sono stati condannati dalla magistratura alcuni respingimenti illegittimi fatti alla frontiera, a Trieste, nei confronti di persone che poi sono state rimandate in Bosnia, e quindi anche il nostro paese non è immune, non possiamo semplicemente dare la responsabilità alla comunità europea. Rafforzando i nostri legami di solidarietà potremo anche rafforzare la nostra pressione politica. L'obiettivo che possiamo darci è quello di rivederci da qua a qualche mese con un'impostazione più strutturale di un progetto di solidarietà, ma anche rafforzando insieme, con la rete che oggi abbiamo messo insieme, rafforzando la capacità di fare pressione politica perché questo problema venga risolto in maniera strutturale
e non solo con palliativi che riducono il problema ma lo lasciano intatto e intero. Quindi grazie a tutti davvero per la partecipazione e spero che potremo fare nei prossimi mesi un incontro magari di persona in cui veramente incontrarci davvero per misurare anche dei passi avanti in questa tematica. Grazie a tutti.